Posto unico perché veramente non so in quanti hanno la possibilità di avere un museo. Sì, sì. Eccola qua, ecco perché dicevo, di quanto grande, perché poi ci muoviamo anche su queste due ali, quindi queste altre strutture. Anche questa casa coloniale all'ingresso è un'altra nostra suite e insomma è tutto intorno questo piccolo giardino a piante che sono censite perché alcune sono proprio antichissime, quindi non possiamo neanche fare, anzi quando ci muoviamo ogni anno per sì, la ripotatura, tutto quanto, dobbiamo farlo insieme all'organo che si compete perché ci sono eucalipti che sono tipo, hanno più di 100 anni, insomma, hanno bisogno di una cura particolare e quindi è storico anche in quello. E invece beh, di qua si amplia soltanto la visuale che dà ancora di più sul mare, quindi su Messina, Bene, come bene, dicevo, e la bene. Calabria. Bene, complimenti chef. Complimenti per questa stella Michelin che è arrivata a Sì, sì, è Taormina. arrivata anche molto veloce, siamo felici, felicissimi. È andata in tempi abbastanza record, tutto merito veramente di una bellissima squadra, una persona molto fortunata, lavoro con tutti i grandi professionisti, giovani, però tutti molto vogliosi. Ci mettiamo qua Quindi con Giovanni Solofra, ci mettiamo qua Vista Lettoianni, forse è l'unica possibilità che abbiamo qui a Taormina sì, di guardare verso Messina, sì, verso perché la le strutture Calabria, verso Pompei, no? anche verso l'Italia, verso l'Italia. Andando verso No, no, Napoli, no? Salendo. la verità è che credo siamo delle strutture qui proprio in pieno centro Taormina, tra quelle poche privilegiate che hanno questa visuale, mentre le altre, fortunatissime, altrettanto l'hanno sulla Sicilia, quindi Etna e l'alta versante catanese. Noi ci diamo fortunati perché possiamo ogni tanto guardare anche il C'è continente. Nino là, forse nascosto, C'è Danino, Danino. Nino si vede benissimo da qui. Sì, Grandissimo Giovanni. ecco, Grandissimo perché posto storico di altissima qualità. Si mangia un pesce formidabile. Anche io quando sono libero e posso, raramente vado a trovarli. Cantina anche quella molto importante, un bellissimo posto. Consigliatissimo. Consigliatissimo. bene, 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 bene. Qui invece. Quindi sì, complimenti a una stella che è arrivata praticamente un anno fa, perché poi quest'anno, mentre stiamo registrando, filmando, c'è stato anche un anticipo, tra l'altro è stato adesso ufficializzato, la presentazione avverrà A il Piacenza. 6 invece di metà novembre, come da tantissimo Bene, tempo, bene. quindi noi siamo proprio a ridosso di questo primo anno di Stella Miste, quando eravate chiusi. Sì, sì, è Cioè, arrivata che noi questo eravamo chiusi, ecco, quindi. questo è un ristorante nell'hotel Asbi. Asbi è un È l'architetto che ha disegnato questa struttura. ecco. È proprio Inglese. l'architetto inglese Ecco. che ha disegnato questa bellissima struttura e ci ha fatto Ai questo dono. tempi, stiamo parlando di un secolo fa, lo scorso Sì, secolo, nel inizio del scorso 1908 secolo. credo che l'edificio sia stato completato e quindi reso agibile. Sono Bene, 100 anni di storia. qua viene servita la colazione, ecco, così Sì, questo è il tanto, nostro ecco, ecco, un outlet quindi, difficile ecco, da lasciare la mattina. ecco. Infatti, nonostante abbiamo questo orario di chiusura alle 11, diciamo la gente va via verso l'una. Si gode un caffè ancora, alcuni hanno i loro momenti sui computer o sulle loro letture e poi ovviamente Ecco, non l'outlet vengono riapre. cacciati, ecco, quindi No, è una sala no, riservata alle assolutamente. colazioni. E si sta il tempo che si vuole. Ecco. Ma Sì, dopo diventa, a quest'ora ad esempio della sera, diventa qualcos'altro? Noi ci spostiamo perché poi abbiamo la fortuna che anche essendo piccoli ci muoviamo su livelli differenti. Quindi in contemporanea, come viene chiuso l'outlet della colazione, noi apriamo quello in piscina, dove adesso le accompagneremo e abbiamo un nostro bar, serviamo il nostro lunch con un menù dedito e nel pomeriggio invece abbiamo ancora un ulteriore terrazzo che viene diviso proprio in due segmenti. Uno viene riservato nelle giornate migliori, nei mesi di tempo bello al ristorante, Sì. che ha una doppia vita, una esterna e una interna come quella che invece è in questo momento, e l'altro è il nostro terrazzo bar dove si fa aperitivo e ci si intrattiene. Questo cos'è? L'unico posto firmato Heinz Beck e i suoi Sì. chef, chiaramente i suoi executive, dove viene servita una colazione, possiamo dire che è una colazione. Sì, vabbè, attimi anche all'aeroporto a Milano hanno una meravigliosa colazione, offrono un prodotto di grandissima qualità e di grandissimo livello, quindi ci sono, no? Anzi, ha più strutture dove Quindi, serve. quindi ci sono delle cose che si possono ritrovare, cioè quando una chef Assolutamente. firma
chiaramente come Ma Robuchon, no? per noi Per è dire, bellissimo, è bellissimo, è stato molto, devo dire, molto stimolante approcciare a passati ovviamente da arrivati, io vengo da Roma, quindi dalla Pergola, ritrovarmi qua e approcciare quello che era la ristorazione a livello 360 gradi, quindi partire dalle colazioni, avere un lunch, avere un all day menu, avere gli spot in piscina, gli aperitivi e il fine dining la sera, il room service. Facciamo un po' tutto, quindi questo è Bene. un impegno che ci ha dato tanto stimolo, ma anche, devo dire, per fortuna anche tutto quello che è stato poi il gruppo che mi sostiene, sala, cucina, sai, in questi anni un po' tutti quanti proiettati solo sul gourmet, no? Quindi invece ho avuto un team a cui è piaciuto, ha trovato stimolante anche occuparsi di reparti come E la questi. pizza? A questo La, punto, la- la visto, pizza, noi la pizza, sì. noi non, beh, nel nostro paniere ovviamente non manca mai quella romana ed anche ad altissimi livelli, anche perché io sono fortunato che con me mi segue la mia compagna Roberta che è la pasticcera, la panificatrice di questa struttura, segue 3 panieri differenti, quindi noi abbiamo un home made totale, il paniere Certo. che viene servito alle colazioni è un paniere totalmente diverso da quello che facciamo al lunch, ancora diverso da quello che facciamo alla cena, quindi grande rispetto di questo che per noi non è un bene di consumo ma un valore. E sono fortunato perché Roberta come me viene da 6 anni di Pergola e si è occupato già di panificazione Quindi è una all'interno. pizza romana, quindi Sì, rettangolare, sì, come sì, sì, un... in teglia, pizza in teglia, Esatto, in teglia, che fa esatto. parte dei nostri vari spot di paniere. Ovviamente non abbiamo ancora trovato un posto adatto per mettere un bel forno a legna, ma non siamo assolutamente snob verso la pizza. Anzi, poi Perché comunque da campano non potrei. la pizza romana comunque è da forno elettrico, ecco, quindi solitamente Sì, anche sì, chi ha il forno a legna comunque sì, sì, mette di fianco... può farlo sicuramente, oltre Ecco. che si cucina in teglia, la Ecco. particolarità è che viene fatta in teglia. Noi abbiamo un forno dedito proprio a questa cottura, come per il pane a lievitazione naturale, quindi determinati prodotti che vengono fatti là. Per gli altri panieri, per tutti i panieri ci occupiamo anche con forni elettrici, abbiamo anche delle teglie speciali per le baghettiere, per altri determinati tipi di pane, materiale proprio dedito che trattiene calore e lo propaga quasi come una pietra. Quindi ultime battute della stagione da Pasqua, diciamo, a novembre dell'Asbi a Taormina, lei chiaramente non si ferma perché poi No, no, assolutamente. questo signore che ha, come dire, fatto diventare un albergo questa casa, praticamente Sì. questa bella casa a Taormina, poi ha creato una piccola catena di alberghi, possiamo dire, quindi Sì, c'è sì, qualcos'altro in la Sicilia. proprietà attuale ha anche acquisito il Desidero Francia a Siracusa, prossimo all'apertura, resterà ovviamente chiuso fino alla prossima estate per lavori di ristrutturazione. Ha acquisito anche l'Excelsior di Palermo e non ultimo, insomma, l'abbiamo visto prima, questa nuova attività che sarà poi Villa San Pancrazio in un progetto futuro, Ecco qua, ma che sarà veramente una quindi chicca, lei, un'altra chicca su Taormina. chiaramente se ne deve occupare. Intanto siamo qua, Ecco. e ci occupiamo di questo. Quando saranno operativi tutti quanti gli altri ne rivedremo. Ovviamente la Sicilia è una terra che ci piace, l'ho scelta, vorrei restarci a vivere, quindi insomma che ben venga, no? Una crescita che va di pari passo con noi, anche quella che ha la proprietà con le Quindi sue possiamo strutture. parlare di sua prima stella Michelin. Questa è la prima, questa che ci è la prima, sono stato domenica e lunedì su, perché siamo molto felici anche della prima recensione che ci ha fatto l'Espresso, che abbiamo avuto subito 3 cappelli, quindi ci sentiamo 3 subito, onorati, non c'eravate? onorati, sì, siamo new entry, insomma siamo veramente onorati e grazie mille a Bizzari e a tutto l'entourage di Le Guide Espresso che ci ha regalato un'emozione. L'abbiamo vissuta veramente con grande umiltà, ci faceva già felici appartenere a questa grande famiglia, addirittura un ingresso come questo ci ha inorgogliti, ma ci ha anche proprio emozionato tanto, devo dire la verità. Perché quindi il ristorante è aperto praticamente da pochissimo. Da pochissimo, se contiamo i mesi, siamo in un anno solare quasi. Ecco, quindi cioè, la Michelin vi ha accolto subito, ecco, quindi Sì, non, sì, ecco, penso che sia quindi stato un anno sono molto stati- felice, credo che ci abbiano attenzionato tanto, siamo venute più volte, ovviamente anche in maniera non ufficiale, ma siamo felici di questo risultato, ma tantissimo, tantissimo, ci sentiamo veramente onorati, stiamo onorando questo grande riconoscimento e con tantissima fame ancora, vogliamo ancora continuare.
su questa strada. Immagino insomma, che quando si sveglia la mattina si pensa di dare il massimo. Sempre, no? sempre, Ecco, sempre, e quindi avendo rigorosamente. l'esperienza, no? L'esperienza e la fortuna di un grande team, quello ecco, soprattutto. ecco. Questo a volte viene un po' messo da tanti colleghi, ma da solo non si fa nulla, quindi sono una persona molto fortunata, un bellissimo team. Giovane, voglioso, capace, stiamo sognando un po', siamo un po' un piccolo sogno per noi, si sta avverando. Poi 2019 è un anno fantastico, io sono diventato anche papà per la prima volta, quindi Ah, quindi questo è già, un anno, è già, ecco, bene, un complimenti. anno ricco di cose nuove, di tante esperienze nuove Bene, da affrontare. bene. Come si chiama? Tecla, la bambina si chiama Tecla. Elettrica. No, non è Tesla, è Tecla, è un nome, eh. nome molto comune anche qua, un nome italianissimo, tradizionalissimo. C'è una località qua vicino che si chiama Santa Tecla, quindi la contaminazione siciliana è arrivata anche nella vita privata. Sicuramente, come dire, è nata, come ci sono i nativi digitali, adesso ci sono quelli che a 18 anni chiaramente penso guideranno, ci saranno Tesla, o solo macchine elettriche, ecco, detto ce l'auguriamo. Bene, grazie quindi allo chef Grazie a voi, che appunto ha conquistato questo risultato e non è finita. No, assolutamente no, assolutamente no.